Buongiorno a tutti ragazzi, ancora scandalo sempre sulla Chiesa, ancora che in questi giorni si parla di Papa Francesco. Diciamo che un po' tutta diciamo, la comunità cattolica davvero è arrabbiata, anche perché sembra che Papa Francesco abbia espresso proprio che va bandita la carne di maiale, una specie, diciamo, di guerra alla carne di maiale per compiacere il mondo islamico. Quindi davvero tante critiche da tanti luoghi come l'Italia, come l'America, la Polonia, diciamo tutti i paesi dove diciamo il cattolicesimo è molto diffuso. Quindi aspre, diciamo, ciao Jasmine, aspre, diciamo, critiche sono arrivate da tutta la comunità del mondo, quindi questo Papa, non lo so, vuole cambiare le tradizioni della Chiesa che va avanti da secoli e non lo so, noi abbiamo sempre mangiato il parmigiano, abbiamo sempre bevuto il vino, abbiamo sempre mangiato il maiale, siamo italiani e per questo noi andiamo proprio fieri della nostra cultura. Quindi anche in Polonia la stessa cosa, mangiano maiale, anche in Romania mangiano maiale. Quindi quasi tutto il mondo il maiale è un alimento normalissimo. Solo perché una parte del mondo non diciamo, lo rinnega, noi ci dobbiamo abituare a questa cosa qui. Quindi il Papa ha fatto due errori grossissimi. Uno, i famosi tortellini col pollo. Io ho fatto, diciamo, fiere in tutto il mondo, tutta l'Europa, non ho mai venduto tortellini con il pollo, mai, solo sempre carne e mortadella, quindi sempre carne di maiale, quindi mai col pollo, carne di vitello, carne di maiale, ma tranne che pollo, mortadella, quindi questo non lo so. Poi adesso si è inventate le lasagne senza la carne di maiale, perché dobbiamo adeguarci al mondo islamico. Ma dimmi tu, Papa Francesco, non è che loro devono abituarsi alle nostre abitudini? Cioè, questa è una critica. Ma è giusto, Jasmine, ma io vorrei vedere se vado lì da loro, no? E io voglio mangiare il maiale, no? Mica me lo danno. O lo mangiano pure loro. Dici, vabbè, giustamente per far vedere alla religione cattolica mangiamo il maiale anche noi in senso di pace tra le religioni. Questo non lo faranno nemmeno né mai. Cioè, questo Papa vuole globalizzare le religioni. Non ha capito che personalmente per me non è il Papa, quindi per me Papa rimane sempre Ratzinger, quindi per me questo l'ho detto, lo ripeterò fino alla fine dei miei giorni, per me questo è il falso profeta che abbiamo sempre aspettato, quindi non dico che sia l'anticristo perché no, ma è colui che metterà sulla giusta strada l'anticristo, questo è poco ma sicuro. Quindi non dico che questo è l'anticristo, ma questo ci porterà dritto e dritti là. Quindi per parte mia, quei cattolici che stanno sul mio canale possono dire che vogliono, perché non hanno una minima prova di quello che veramente sta accadendo alla Chiesa Cattolica, e ancora che insistono con loro e la loro Chiesa. La Chiesa che ha aperto, diciamo, diciamo, le porte al mondo islamico, ma qua non c'entra la religione, perché qua la religione islamica è proprio l'opposto al nostro, non è fatta una religione tipo dei testimoni di Geova oppure gli evangelisti che si avvicinano più a noi. Qui ci stanno proprio due culture differenti proprio, cioè sono un'altra cosa. È come se parliamo della carne e della verdura, uguale. Cioè non possiamo unire questi due mondi, cioè il mondo islamico con il mondo cattolico. Non ci può essere sta cosa tra tutte e due. Quindi sono loro che stanno in casa nostra e sono loro che si devono abituare a noi. Come pure in altri video ho detto il fatto del crocifisso. Tu vieni in Italia da me, io ho il crocifisso nelle scuole, se vuoi ci vieni, se no torna al tuo paese. E qua non si tratta di razzismo, ragazzi, qua si tratta che tu stai in casa mia e fai quello che dico io. Se non ti conviene, te ne vai. Quindi
da secoli ci sta il crocifisso in tutte le scuole. Pure io quando ero bambino, ragazzi, ci stava il crocifisso. Mo' solo perché sono arrivati bambini che sono musulmani, bambini che sono indiani, si deve togliere il crocifisso. Ma signore, caro Papa Francesco, vedete che qua stiamo in Italia, non stiamo in India e non stiamo in Islam, stiamo in Italia. Quindi se vogliono stare in Italia si devono adeguare. Loro a noi, non noi a loro. Ma Jasmine, ma io se ero insegnante, ma io mi facevo arrestare, ma non lo toglievo il crocifisso, poco ma sicuro. Cioè io devo togliere il crocifisso perché ci sta un bambino musulmano nella mia, diciamo, nella mia aula. Stiamo parlando, diciamo, del Papa che sta facendo también, va bien. Stiamo parlando del Papa Francesco che sta facendo un sacco di errori, ha tolto la carne di maiale per far mangiare anche, diciamo, il mondo islamico, adesso sta bandendo addirittura, sta facendo una specie di guerra alla carne di maiale. Poi abbiamo detto il fatto del crocifisso che loro parecchie scuole hanno tolto il crocifisso perché dicono che nei banchi ci sono altri ragazzi di altre religioni e giustamente non vogliono vedere il crocifisso. Caro bambino, caro signore, o caro papà o cara mamma, porta tuo figlio a un'altra scuola, lo porta nel tuo paese. Chi ti dice di farlo studiare qua in Italia? Portalo al tuo paese. Io questa è la risposta che darei. E quello, guardate, io con Salvini io ce l'ho perché lui ci ha sempre trattato male a noi meridionali, in effetti c'ha sempre, però su certe cose quello c'ha ragione. Io lo condanno da un lato, però su certe cose lui ha ragione, quindi lo appoggio al 100%, su certe cose ha ragione. Ha fatto i suoi sbagli, sì, ci sta, come pure Matteo Renzi, tutti quanti hanno sbagliato, ci stanno gli errori da parte di tutti, nessuno è perfetto qua, eh. Però su questa cosa che lui diceva aveva ragione. In effetti tu vieni a casa mia, io devo togliere il crocifisso. Ma dove sta scritta sta cosa? Cioè io vado lì, dico no, devi togliere sta cosa perché a me io sono cattolico e prova, ci vai. Vedi se la tolgono loro. Oppure vado dai buddisti, dico no, per favore togli il Buddha perché io sono cattolico, mettiti il crocifisso. Sai quanto ci mettono a farmi correre? A voglia. Quindi ragazzi, davvero, diciamo, non so più che dire, davvero è una cosa assurda. No, no, ma io dico di così, loro questi portano i loro figli a scuola, portano, dicono il crocifisso non ci deve stare. Caro papà, caro mamma di questo bambino, che siete di religioni differenti dalle nostre, tornatevene a casa vostra e non avete il crocifisso, non avete quello che volete. Volete stare in Italia? La legge è uguale per tutti qua, quindi il crocifisso non si tocca dalle scuole oppure dagli uffici, ma da qualsiasi luogo ci sia il crocifisso. Cioè, dopo secoli e secoli arrivano questi freschi freschi e dicono no, c'ho il bambino in classe che è indiano, no? E quello è buddista, si deve togliere il crocifisso perché è un'offesa. Ma un'offesa di che? L'offesa è se lo togliamo il crocifisso. Sì, però, Jasmine, il Papa doveva mettere i piedi per terra. Capì? Il Papa doveva imporre proprio coi piedi per terra a dire sentite, qua è un mondo cattolico l'Italia, quindi non si tocca né crocifisso né la carne di maiale. Papa Francesco ha fatto un solo errore quando ha fatto questa cosa per i poveri, no? Doveva fare le lasagne con la carne normale e le lasagne con la carne non di maiale, così poteva far mangiare pure agli islamici. Invece lui no, che ha fatto? Ha fatto tutto senza carne di maiale, ma perché fammi capire? Cioè, voglio dire io, no, tu vuoi far mangiare pure a loro, io ci sto, ma mica vi ho detto che io non lo devi far mangiare.
Fai due cucine, una per il mondo islamico, qualcuno può dire, uno va vicino, dice tu che cosa sei, cattolico? Allora ti do quella lì normale. Non sei cattolico, ti do quella lì di pollo. Sì, sì, ma sicuramente, ragazzi, non si... Però questa era una cosa che, a parte il capo dello Stato, doveva farlo il Papa, impostare proprio i piedi per terra e dire, uè, volete stare qua? State alle nostre condizioni, se no tornatevene al vostro paese. Questa è la cosa, perché, ragazzi, se noi andiamo al loro paese, noi non contiamo nulla, zero. Qua pare che tutti quanti vengono e vogliono comandare. Qua se domani per puro caso no, ci sarà un'invasione di buddisti, faccio l'esempio, ma non voglio offendere il buddismo, perché io non offendo nessuna religione. Secondo me metteranno pure i Buddha nella chiesa. Cioè, qua non si capisce più davvero nulla. Cioè, vuoi essere cattolico, vuoi essere protestante, vuoi essere... Ma sì, vabbè, ma io l'ho sempre detto che questo Papa non mi piace dall'inizio, guarda, non mi piace, non mi piace. Vedi, c'ha la faccia da un angelo, ma dentro secondo me è proprio come una famosa canzone che è napoletana, ha una faccia da... com'era la canzone? Una faccia d'angelo con un volto da diavolo, quindi è così, eh. Una canzone napoletana dice così. Ah, sono un diavolo con una faccia d'angelo, la canta un cantante napoletano, quindi questo è così. C'ha la faccia d'angelo, però dentro chissà che ci sta. Quindi non lo so, non lo voglio neanche sapere, perché personalmente, per me, no, questo non è il vero Papa. Per il Papa per me rimane Ratzinger, anche se non mi piaceva. Sì, Jasmine, ma su questo sì, io non parlo di religione perché l'ho sempre detto, tu lo sai come la penso io, ho sempre detto che non credo alla Chiesa, quindi ho detto sempre credo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, l'ho sempre detto e lo ripeterò all'infinito, quindi qua io la penso sempre, diciamo, la penso sempre così, non cambierà mai nulla, quindi la clonatrice. Comunque, ragazzi, è davvero uno scandalo. Più avanti si va, e questo. Ma ho visto il nostro Papa è Gesù Cristo. E noi stiamo inguaiati se è Gesù Cristo questo. Cioè, lui vuole fare. Allora, la cosa di questo Papa, lui vuole globalizzare le religioni, cioè metterle tutte insieme. Secondo me, lui ha questo scopo di globalizzare tutte le religioni. Vabbè, il nostro Papa Gesù Cristo, questo rimane nella storia, guarda, va. Ale, non la pensate, Ale, non la pensate. Quindi, ragazzi, a finale vi auguro buon appetito a tutti, quindi ancora critiche e critiche su questo Papa, che ben sapete, potete trovarlo su tutte le pagine web, sui giornali, oramai dove giri giri ci stanno proprio in francese, in inglese, tutti quanti lo stanno criticando per questa sua, diciamo, sottomissione, come l'hanno chiamata, al mondo islamico, quindi non lo so il perché, però lo sta facendo, ragazzi, quindi vabbè, ragazzi, dai, vi saluto, quindi non so, addirittura qualcuno ha scritto un giorno forse la carne di maiale sarà scomunicata. Figurati la gente che scrive sui commenti, cose pazzesche. Vabbè, ragazzi, buona giornata a tutti e ci sentiamo più tardi. Ciao Jasmine, ciao a tutti.